Io sono un barcaiolo che ha cominciato l'attività del trasporto di merci nel 1960, a 13 anni, e la navigazione sul Sile e altri fiumi. Il Burcio era una barca di legno lunga anche 30 metri, larga 7, altezza di costruzione 2,20 metri, anche 2,40. A bordo c'era l'alloggio, c'erano le cucette. Il padrone de barca dormiva sempre a poppa. Il marinaio dormiva nella palmetta a prua. Erano costruite in larice, avevano 2 stive, caricavano merci di ogni genere. La navigazione dei burci, quando ho cominciato io nel 1960, i burci cominciavano ad essere motorizzati, prima non erano motorizzati. Funzionava la vela, laguna, dopo c'era l'attiraglio con la fune, con la resta sugli argini, e dopo piano piano è arrivato il motore. Se un viaggio con la vela o con l'attiraglio durava 15 giorni, col motore durava una settimana. Il fiume è stata un'autostrada dell'antichità, dove si insediavano le prime civiltà, dove si perpetuava la cultura. E adesso, come adesso, è stato abbandonato, non c'è più la voce del barcaiolo, non c'è più la lavandaia, non c'è più il contadino che faceva l'attiraglio. Il fiume ha perso la sua importanza.